Al momento delle trattative, ai quali partecipa anche la Francia, l'imperatore dei francesi, Napoleone III, si è piuttosto risentito nei confronti di Savoia, perché nonostante sia pestà sia gustosa che a Lissa, questi pretende di alzare la voce. E allora Napoleone III, rivolto ai cancellieri e ai diplomatici dell'epoca, dice: un'altra sconfitta e questi mi chiederanno Parigi, perché questo già era il prestigio che aveva l'Italia nelle cancellerie dell'epoca, non che adesso sia tanto diverso, però è emblematico di questo. Comunque si arriva al trattato di pace fra Italia e Austria 3 ottobre 1866. L'Austria ammette di aver perso la guerra, perché l'ha perso, ripeto, perché sta letteralmente distrutto l'esercito a Sadowa, però si rifiuta, giustamente per conto mio, di passare direttamente il Veneto ai Savoia, perché dice, in fin dei conti, ho fatto due battaglie, li avevo perso tutte e due, cosa vuoi io? E allora, come che prima che aveva fatto nel 59 con la Lombardia, tra l'altro, e allora passa il Veneto alla Francia, affinché la Francia funzioni da garante internazionale. E nel trattato di pace del 3 ottobre 1866 c'è scritto proprio questo passaggio centrale: sotto consenso delle popolazioni debitamente consultate, tra virgolette. Questo è quello che cita il trattato di pace. Quindi il Veneto si riappassa ai Savoia e al Regno d'Italia solo dopo e solo attraverso il consenso delle popolazioni debitamente consultate. La Francia diventa garante internazionale, la Francia deve fare il ruolo che ai giorni nostri fa l'ONU, i caschi blu. Sapete che quando vi siete dei territori contesi arriva i caschi blu, gli arrivano in Kosovo, gli arrivano nel Montenegro, gli arrivano a Timor-Est, gli arrivano nel sud del Sudan, in modo che quando vi siete, ripeto, territori contesi, giustamente per garantire la correttezza del voto, la partecipazione, che non vi sia brogli e tutto il resto, che voi un agente terzo, e questo, un garante, questo doveva essere la Francia. Infatti che se documenti e lettere del generale Lefebvre, plenipotenziario di Napoleone III, che da buon militare prende subito possesso di questo, però dopo una settimana e dopo 15 giorni, secondo il 3 ottobre, il che scrive sconsolato all'imperatore, a Napoleone III, dice: guarda che qua lui mi lascia fare il mio mestiere, qua no. Pretende il governo italiano addirittura deve passare il plebiscito, eccetera eccetera. Napoleone III vi dice: attento, più o meno cerchiamo di farsi manco mai possibile e che avevamo via, perché la Francia non aveva più interessi su questo punto, su questa parte dello scacchiere europeo. Lui che aveva già portato a casa sia Nizza che la Savoia, e quindi non interessava più niente. Così si arriva, secondo quanto previsto dal plebiscito, dal trattato di pace del 3 ottobre 1866, si arriva alla convocazione del plebiscito. Questo è un manifesto, questa è una copia che mi ho trovato l'originale, che mi ho 2 o 3 dei diversi soggetti, con il quale vi dico che vengo effettivamente convocato il plebiscito. Il plebiscito è fissato per i giorni 21 e 22 del corrente mese. Vedi però una cosa, che praticamente se dice solo guarda Moretti che avete da votare sì e basta, però qua non si è messo che c'è la possibilità di votare sì, di votare no, di attenerli, no? Siccome che le prossime elezioni dicesse viene convocato i comizi e guarda che avete da votare tutti i parenti, no? Che si è votato distante, però eccolo qua, sì e basta in pratica. Questo è il manifesto ufficiale di convocazione. Ma non solo, cosa succede? Che il convegno viene sì convocato il 21 e il 22 ottobre, però su pressione soprattutto del governo italiano e del primo ministro
Bettino Ricasoli, e in pratica il 19 ottobre, quindi 2 giorni prima del voto, in una camera dell'Hotel Europa lungo il Canal Grande, il Veneto passa, si trova generale Leboeuf, plenipotenziario della Francia, che in quel momento doveva tutelare il Veneto, si trova 3 notabili nominati dai Savoia, quindi immaginate che figure assolutamente terze, che c'erano anche queste, e il Veneto passa in una camera d'albergo praticamente all'Italia e Savoia. Immagino che qualcuno potrà anche dire, ma questo Gaio prove per dichiarare tutto questo? Beh, le prove le sé anche molto facili, sono riuscito a reperirle dopo anni di ricerche. Per esempio, questo è il dispaccio telegrafico col quale il commissario del re per la provincia di Udine ha ricevuto il seguente dispaccio telegrafico: Venezia, 19 ottobre 1866, ore 10:20 antimeridiano. Cessione della Venezia compiuta, la bandiera reale italiana sventola dalle antenne di Piazza San Marco. Il generale Count di Ravel, plenipotenziario di Savoia. Udine, AD, 19 ottobre 1866. Questo si trova all'archivio del comune di Pordenone. Questa è una riproduzione. Ma ancora peggio, no, ancora meglio direi, dopo che aveva trovato questo, del tutto casualmente, perché lo avevo trovato su un libro di storia locale che si chiama Storia di San Michele al Tagliamento, un giorno, mentre ero su internet, mi sono imbattuto addirittura sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, datato venerdì 19 ottobre 1866, dal numero 288, nel quale viene riportato pari con le stesse parole questo dispaccio telegrafico. Quindi, cessione della Venezia compiuta, la bandiera reale italiana sventola dalle antenne di Piazza San Marco. Se non vi fidate di me, voi altri, quando questa sera andate a casa, accendi il vostro computer, adesso Google, e batti Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, 19 ottobre 1866, e vi viene fuori questa Gazzetta Ufficiale, e a pagina 3 che è il passaggio col quale tutti i trionfanti, e quello qua, questa è la riproduzione che ho, in modo da essere, come al solito, cerco di essere sempre molto preciso. Questa è la Gazzetta Ufficiale, le 4 pagine della Gazzetta Ufficiale. Al Presidente dei Consigli dei Ministri è pervenuto oggi alle 10:03 antimeridiane il seguente dispaccio da Venezia, eccetera, eccetera. Il Presidente risponde, il governo del re, adesso è scritto anche piccolo, comunque ringrazia e soprattutto ricorda il fatto che Venezia ritorna all'Italia. Quando che fosse stata Venezia all'Italia prima del 1866 c'è comunque un mistero per tutti noi altri. E quindi questo è il momento centrale. I Veneti va a votare il 21 e 22 ottobre, quando che tutto è già stato deciso. Questa è la truffa, perché il Veneto è già passato 2 giorni prima, il venerdì 19, nelle mani dei Savoia. E queste sono le documentazioni ufficiali del passaggio. Se potrebbe far note per raccontarvi come che sta gestito il voto, perché schede di colore diverse, perché c'era 2 urne, una per il sì e una per il no, e uno doveva dichiarare le proprie generalità al momento del voto, e quindi c'era chiarissimo chi votava per il sì e chi votava per il no, e quindi il risultato del voto è il 99,99% del sì e lo 0,1% voti contrari, che anche questo è un altro dato importante, nel senso che oltre all'aspetto storico-culturale c'è anche un altro tipo di rilievo da fare, che basta, se voi altri che chiedi anche a
a un boccia che ha fatto solo qualche esame di statistica a Padova, vi conferma che su una votazione dove c'è circa 700.000 votanti, è matematicamente impossibile che sia lo 0,01 che vota contro. Cioè se domani ne porta a votare, siamo contenti che vediamo 1.000 euro in più al mese, non viene raggiunto il 99,99%, perché che se Bastiano al contrario, che se quello che l'ha col mondo, che se una comunità che va a votare se sbaglia, comunque è statisticamente provato che, ripeto, il 99,99% non esiste. Invece gli italiani con il plebiscito truccato, fasullo, e si riuscì a arrivare anche a questo. È interessante, per ritornare, vediamo se lo trovo, nella vostra città, in modo che sia sempre anche un aggancio, che nel 1903, perché naturalmente finito il plebiscito, spariò tutte le testimonianze di questo voto. Evidentemente c'era la percezione che qualcosa di sporco già era stato fatto, e vabbè che non è stato fatto solo nel Veneto, il Veneto è stato l'ultimo, e quindi tutta la macchina perversa di Savoia già era stata oliata e già era perfetta nel 66, ma già nel 1860 in Toscana mi ho trovato proprio studiando in queste ultime settimane che il giornale La Nazione, che è ancora oggi il giornale più venduto a Firenze in Toscana, distribuiva quel giornale le schede per il sì. Quindi immaginate quale parvenza il grande Tommaso di Lampedusa nel suo Gattopardo, che Tommaso di Lampedusa non è un pericoloso indipendentista veneto, vuol dire, no? Ma nel Gattopardo descrive le situazioni tragicomiche che si va a verificare nel plebiscito in Sicilia. E a donna fugata Ciccio Tumeo, mai me lo ricordo a memoria, a donna fugata Ciccio Tumeo disse: io eccellenza avevo votato no, e dopo dice: qui porci municipio mi trasformano il mio voto e dicono quello che vogliono loro. Questo è Sicilia e Toscana, dappertutto, insomma. Questa era la prassi dei Savoia. Però ecco, è interessante citare questo passaggio, perché riguarda lo storico Luigi Sutto della vostra città, che nel 1903, quindi si passa neanche 40 anni dal plebiscito, lei incarica di costruire, di mettere in piedi il Museo del Risorgimento Carlo Alberto, e però scrive testualmente: nelle mie ricerche e investigazioni ho potuto solamente conoscere i voti dei singoli comuni del Friuli. Nessun giornale del Veneto fece altrettanto, nemmeno la Gazzetta di Venezia, che neppure pubblicò i voti appartenenti alla provincia di Venezia. Ho voluto scrivere tutto ciò perché sarebbe interessante conoscere i voti del plebiscito dati nel 1867 a ciascun comune veneto, però da biasimare la nostra ignoranza e la nostra democrazia. È deplorevole che i comuni non conoscono i voti che essi hanno dato per il ritorno all'Italia. Ripeto, questo è uno storico del 1903, a riprova che è stato fatto volutamente sparire tutto, quindi è molto difficile trovare la documentazione solo adesso, con tante ricerche, ma una documentazione in qualche modo alternativa, perché la storiografia ufficiale non che ne parla. Noi altri facciamo un sondaggio nelle nostre scuole, quando che il Veneto si passa all'Italia e come che si passa all'Italia, mi sono convinto che A, vi dice che il Veneto è sempre stato italiano, quindi B, che è passato nel 1861 naturalmente, e quei pochi che magari sa che si è passato nel 66, fa fatica a ricordare e avere le idee chiare su come che il Veneto
su quello che il Veneto è passato. Ecco, vi ringrazio per l'attenzione e viva San Marco. Uno degli scopi di Raízen Veneto è proprio quello di fare luce sulla pagina di storia veneta, che troppo spesso nei libri di storia correnti non sono citati, non sono raccontati, non sono minimamente presi in considerazione. Eppure noi abbiamo quest'obbligo morale, quest'obbligo nei confronti dei veneti di far conoscere la loro storia, una storia gloriosa, una storia fatta di cose importantissime. Questa è una pagina che ci riguarda purtroppo nel suo finire della sua epoca gloriosa. Abbiamo visto i tocchi di democrazia di cui l'Italia è stata capace allora e più o meno abbiamo anche ben capito che non è che sia cambiata poi così tanto la faccenda. Ora andiamo appunto a trattare il tema delle conseguenze di questa unità d'Italia avvenuta in questo modo per i Veneti, vista dai Veneti, raccontata da Lorenzo Fogliata, avvocato del Foro di Venezia, estremo conoscitore della storia veneta. È un piacere presentarvelo. Disse Tegethoff ai suoi marinai: Messe Sieg von Lissa werden. Dobbiamo vincere la battaglia di Lissa. Lissa deve essere una vittoria. E questo, guardate, nonostante che, questo va sottolineato, le due flotte avessero una disparità spaventosa. Voglio ricordare alcuni dati. La flotta italiana a Lissa aveva 28 navi, delle quali 12 corazzate modernissime perché erano state acquistate dagli inglesi. Erano davvero l'ultimo ritrovato bellico, tant'è che montavano un cospicuo parco di artiglieria, cannoni modernissimi a canna rigata, mentre la flotta austriaca, che era costituita circa da 18 unità navali, non aveva le corazzate, anche se alcune navi di legno portavano una lieve corazza d'acciaio, ma non erano nate così e quindi non avevano la caratteristica di essere la corazzata in senso proprio, e avevano cannoni a canna liscia. Pensate che la flotta italiana era superiore almeno del 50% a quella austriaca, come tonnellaggio e come equipaggi. Le artiglierie italiane potevano sparare da 1000 metri di distanza, più di 1 chilometro, colpendo il bersaglio con proiettili pesanti 1,5 quintali. I proiettili austriaci non pesavano più di 13 kg. I marinai sulle due flotte erano circa 16.000 uomini sulla flotta italiana e 7.492 sulla flotta austriaca. Tegethoff sapeva tutto questo, era ben al corrente di questa situazione, tant'è che concepisce una strategia di battaglia fondata su due elementi, quelli tipici della organizzazione austriaca, quindi l'organizzazione e l'ordine della flotta, mette la sua flotta in linea e in modo molto ordinato, ma soprattutto il valore e la perizia nautica degli equipaggi, perché per condurre una flotta come la condusse Tegethoff ovviamente è necessario avere piloti e marinai d'eccellenza. Nella flotta italiana c'è questo Persano, il quale, pensate un po', addirittura ha la brillante idea, proprio per salvare la propria persona, non per altre ragioni, di lasciare la Re d'Italia, che era l'ammiraglia della flotta, la abbandona in vista della flotta austriaca dopo aver deriso la flotta austriaca, perché si dice che abbia detto ai suoi secondi: ecco che arrivano i pescatori, ridendo, sapendo che aveva una grande superiorità tecnologica. Dopo aver deriso il nemico, lascia la Re d'Italia e, in mezzo allo smarrimento dei suoi ufficiali che non capiscono che cosa stia facendo, si cala sulla scialuppa e si mette al sicuro nelle retrovie della flotta all'interno di un incrociatore che era il più moderno in assoluto, chiamato l'Affondatore, l'ultimo ritrovato della tecnologia
bellica navale. Però questo non viene segnalato adeguatamente, viene calato il pavese, il gagliardetto, non so come chiamarlo tecnicamente, dell'ammiraglio, ma non viene sostituito da alcun altro segnale. Nell'affondatore, perché qua c'è l'aspetto comico della faccenda, nell'affondatore non c'è il segnale dell'ammiraglio, per cui non posso missarlo, c'è al massimo il segnale di viceammiraglio, peccato che viceammiraglio però sia un'altra persona. E quindi i comandanti della flotta italiana, alcuni anche di valore, guardano senza capire che cosa stia accadendo. Non guardano chiaramente l'affondatore per ricevere ordini, e se anche guardano l'affondatore lo guardano senza sapere cosa fare. La Re d'Italia, che era il fiore all'occhiello della flotta italiana, costata moltissimo, con i primi processi di corruzione e di peculato naturalmente sulla flotta, perché vi sono ufficiali e sottufficiali che si vendono anche le divise per le date alimentari. La Re d'Italia viene abbandonata al proprio destino in una flotta che subito, in mancanza d'ordini, si sfilaccia, dopo che Persano, prima di abbandonare, dà l'ordine di metterla in linea di fila orizzontale rispetto all'avanzata della flotta austriaca. Quindi un disastro. Perché? Perché conta sulle artiglierie, ma senza ordini le artiglierie non fanno fuoco in tempo. Certo che se i cannoni italiani, con la differenza che vi ho detto di calibri, avessero potuto sparare e andare a segno entro il chilometro, probabilmente le sorti della battaglia sarebbero state molto diverse. Tegetov sa questo e lancia la sua flotta alla massima velocità possibile, perché conta sullo speronamento. Conta sullo speronamento, per fare lo speronamento ci vogliono, ripeto, marinai di altissima classe e di grande coraggio. Si dice che Tegetov, la tradizione dice, come ci ricorda Ettore, la tradizione ci ricorda che Tegetov, allevato presso il Collegio di Marina di Venezia, conosca perfettamente il Veneto, anche perché probabilmente non poteva dare ordini a marinai che parlavano esclusivamente di Veneto, non poteva dare ordini se non in Veneto, e si rivolge al suo pilota, il famoso Pianeo, al quale dice daghe dosso Nino che la ciappemo, e prima gli chiede anche un'opinione, Nino che la femo, e Nino che risponde sì che la femo, Nino Ciosotto che la femo. La Re d'Italia viene speronata anche un'altra unità navale al secondo speronamento, perché prima viene speronata sulla poppa, cade e addirittura viene tranciata la parte della poppa, cade la bandiera e sarà proprio un veneziano dalmata a lanciarsi per prendere la preda della bandiera italiana su richiesta di Tegetov, e dopo viene speronata una seconda volta, questa volta al centro, si inclina, comincia subito ad affondare. Viene sottolineato da un cronista croato il valore dei marinai italiani, un po' la storia, no, degli eserciti italiani, i comandi inesistenti e soldati di valore. Il valore dei marinai italiani, i quali scaricano fucileria sulla flotta austriaca fino proprio, si dice, quando hanno praticamente l'acqua alla gola. Si dice che l'ufficiale più alto in grado si punti la pistola alla tempia e non si capisce se si spara o se muore negato, fatto sta che muore con l'affondamento della nave. Morale della favola, la Re d'Italia affonda, e appunto la tradizione dice che dalle marinerie austriache si levi il grido viva San Marco. Una storia doppiamente, triplamente, quadruplamente gloriosa, perché oltre agli aspetti che vi ho detto finora, che già insomma lasciano molto perplessi, come vi ha detto Beggiato, la battaglia è stata voluta dagli italiani a tutti i costi, nonostante l'Austria, dopo la sconfitta di Sadova, che correggimi Ettore se sbaglio, del 4 luglio, se non voglio, del 3 e 4 luglio, una battaglia talmente cruenta da lasciare sul campo qualcosa come 50.000 uomini. Dopo la battaglia di Sadova, l'Austria offre ufficialmente, queste non sono dicerie venetiste, sono documentali, offre ufficialmente all'Italia la cessione del Veneto, naturalmente con la mediazione francese. No, dicono loro, non sia mai che noi accettiamo il Veneto dalla Francia, e quindi vogliono la riscossa di una guerra che avevano già perduto per terra, appunto a Custoza, la vogliono per mare. E questa è la storia bellica. Io mi ero incaricato con gli amici che mi hanno invitato, Giorgio e Dalia, di spendere due parole però del prima più che del dopo. Credo che del dopo si occuperà l'amico Alberto, cioè cos'è
il Veneto, le Venezie, come si chiamavano all'epoca, come arrivano a questa situazione di cessione ingloriosa, chi siamo a quell'epoca. Fatemi fare un piccolo passo indietro, una veloce carrellata, anche se sono fatti, immagino, da molti di voi conosciuti. La Repubblica Veneta nel 1790 conta 2.800.000 abitanti circa, ha un tessuto imprenditoriale vivacissimo per l'epoca. Ecco, non ci stupiamo oggi se il Veneto ha 500.000 imprese, non c'è soluzione di continuità nel metodo, nella mentalità di queste genti. Per queste genti non intendo solo veneti in senso proprio come siamo abituati a ragionare con la regione Veneto, ma i veneti di allora, cioè anche bresciani e bergamaschi. Pensate che Brescia era la provincia più ricca dello Stato da terra, era quella che dava più introiti allo Stato Veneto. È una quindi regione d'Europa particolarmente florida, particolarmente piacevole, particolarmente bella, amena da vivere e ricca già all'epoca. Tutte balle quelle della decadenza, sapete? Non perché, attenzione, le balle sono sempre relative, no? Bisogna vedere a che punto di vista le si prende. Il concetto di decadenza è stato sfruttato moltissimo e in malafede finora da moltissimi storici, universitari, politici, non ne parliamo, cioè Venezia, perché bisogna creare l'idea che fosse ineluttabile destino lo sparire dalle pagine della storia. Questo è il punto. Non ha importanza il governo aristocratico. Separiamo, dico io invece, la questione, la vita del governo aristocratico da un popolo che in un modo o in un altro era vivo da 14 secoli in forma moderna, ma aveva una tradizione millenaria, perché ne parla Omero, no? Bene. Questo popolo si trova in questa forma ed è un popolo ancora ricco per l'epoca. Gli storici, Gullino riprende gli studi di Frederick Lane degli anni 70, l'americano che ha scritto una trilogia serissima sulla storia di Venezia, professore universitario negli Stati Uniti, che ha scritto Le navi di Venezia, Il mercante di Venezia, La storia di Venezia, 3 volumi. E lui ricorda, dati alla mano, che i traffici della Serenissima l'anno della caduta, 1797, sono più o meno gli stessi di quando Tommaso Mocenigo, nella prima metà del 400, nel suo testamento ricorda il volume dei traffici della Repubblica Veneta e sconsiglia l'elezione di Francesco Foscari perché lo considera un guerrafondaio e che quindi, secondo lui, rischierà di portare lo Stato alla rovina con le sue guerre. Siamo nel periodo della massima espansione della Repubblica Veneta, della massima potenza. Questo cosa significa? I dati vanno analizzati. Certo non significa che la Repubblica Veneta del 1797 avesse lo stesso prestigio, la stessa potenza internazionale della metà del XV secolo, questo sarebbe folle affermarlo. Perché quindi c'è una diversità? Perché è cambiata la realtà europea attorno alla Serenissima. La Serenissima è diventata una potenza di più limitati confini, di più limitata influenza, punto e basta. Ma è uno Stato florido, è uno Stato che sta bene. L'aristocrazia comincia a ritirarsi lentamente non dalla politica, ma dalla mercatura, e come in tutta Europa, perché Venezia non faceva, scusate, quando parlo di Venezia naturalmente intendo lo Stato Veneto, quindi anche voi, i vostri confini, le vostre terre, non faceva eccezione, vede l'avanzata della borghesia, anche la borghesia ebraica, tutte queste balle sul ghetto di Venezia, balle nel senso che si parla del ghetto come fosse stata una violazione dei diritti umani e una carcerazione degli ebrei, sono veramente da sfatare. Calimani stesso nei suoi libri sul ghetto di Venezia dà atto di un sacco di cose diverse da quelle che vengono diffuse. Pensate che gli ebrei alla fine della Repubblica erano armatori di navi e avevano la licenza e il permesso di navigare con il padiglione veneto, lo chiamavano, cioè quello di San Marco. E moltissime navi erano per esempio dei Treves, quelli che poi faranno fortuna proprio in epoca napoleonica e così via. D'altronde, dicevamo prima con Ettore, non dimentichiamo che Daniele Manin è ebreo, è figlio di ebrei, quindi colui che volle la rivolta del 48-49 e che impose come grido viva San Marco contro l'opinione di tutti i suoi corrivoluzionari e che impose il nome di Repubblica di San Marco. E che il più grande storico della storia di Venezia, il più grande in assoluto, cioè non c'è discussione, i 10 volumi della storia documentata di Venezia sono insuperati, Samuele Romanin, ebreo, triestino,
che scrive questo libro no 2 secoli dopo, ma questi libri tra gli anni 30 e gli anni 50 del XIX secolo, quindi vicino per generazione alla caduta della Repubblica, un ebreo praticante che se avesse avuto notizia che il suo popolo era stato maltrattato da Venezia si sarebbe ben guardato da fare una cosa del genere. Chiusa parentesi. Quindi uno Stato vitale, vivo. Che cos'è che è meno vivo? La forma di governo probabilmente, il governo va cambiato, non è un fenomeno veneto, è un fenomeno europeo. La rivoluzione francese esplode per questo. L'Inghilterra e l'Austria hanno un ricambio di classe dirigente naturale che prima si affianca all'aristocrazia, poi man mano la sostituisce, senza ghigliottine. In Francia avviene invece con centinaia di migliaia di teste che rotolano. Negli altri paesi europei no. Venezia con calma seguiva questa evoluzione. I borghesi erano già importanti, leggete Goldoni e ne avete la prova. Goldoni deride l'aristocrazia nelle sue commedie e mostra questo conflitto pacifico, sociale, questo confronto politico tra il borghese e l'aristocratico. D'altronde guardate, quando parliamo del popolo, di cui parla poi la Francia rivoluzionaria Napoleone, non si parla mai del ciabattino, Quando si parla del popolo si parla del ricco mercante, la classe che va al governo con la municipalità provvisoria alla caduta della Repubblica e che verrà poi insediata da Napoleone, è una classe di ricchi, è una classe di censo, quello è il popolo di cui si parla. Del popolino non si occupa nessuno, tantomeno i rivoluzionari di origine francese, se ne occupava molto di più la Repubblica Veneta, che aveva una struttura sociale e di welfare, si direbbe oggi, molto ramificata e importante. Bene, velocemente perché il tempo scorre. Quando cade la Repubblica, insomma, c'è un terremoto impressionante, voi sapete com'è andata, viene illusa una classe di rivoluzionari di piccolo cabotaggio, piccoli personaggi, piccoli avvocati, medici, qualche patrizio traditore, tutti massoni, questo sia chiaro, anche questa non è una battuta, è documentato, tutti iscritti alle logge massoniche, tutti. E guarda caso alle logge massoniche saranno iscritti poi tutti i protagonisti del Risorgimento. Garibaldi è un capologgia, stiamo scherzando, stiamo dicendo sciocchezze. Tutti massoni, questi sono 4 gatti rispetto al popolo, ma hanno una carta fondamentale, l'armata francese dalla loro parte, che non è proprio un dettaglio. L'armata d'Italia, la quale ha già sovvertito il Piemonte, ha già sovvertito la Repubblica Ligure, ha già sconfitto ripetutamente gli eserciti austriaci e si è presentata nel modo che sappiamo a Venezia, dichiarando guerra proditoriamente all'ultimo momento, il 1° maggio del 97, dopo aver stracciato un trattato di neutralità tra la Repubblica Veneta e la Repubblica Francese che non era mai venuto meno. Bene, un tracollo dovuto alla velocità del succedersi degli eventi. I francesi lasciano agli austriaci alla fine del 1797, i primi del 98 entrano gli austriaci, le lasciano una città devastata. Da subito ha imposto Napoleone il pagamento di 3 milioni di lire tornesi, che è una cifra immensa, ha messo in ginocchio proprio i suoi amici della municipalità provvisoria per il pagamento di queste cifre, quindi vanno a requisire a destra e a manca, vanno a grattare il fondo della pentola, vanno a chiedere proprio, vanno a spremere proprio la comunità ebraica, vanno a spremere gli artigiani, vanno a spremere i patrizi che non avevano aderito alla loro impostazione, insomma un disastro. Distruggono l'arsenale, fanno fuori completamente per non lasciare nulla di integro, ma integralmente vuol dire integralmente il cordame, la pece, cioè fanno fuori, rubano i chiodi, capito? Lasciamo perdere le navi che scompaiono dagli arsili, anche quelli in costruzione, che poi andranno a costituire il nervo della flotta francese ad Aboukir, cioè, lasciamo stare che quel pazzo di Napoleone decida di, perché c'è un nucleo paranoideo, anche qui mi assumo la responsabilità di quello che dico, ascoltate bene, uno psichiatra avrebbe da divertirsi. Cosa fa questo? Fa bruciare il Bucintoro, anzi non fa bruciare il Bucintoro, fa bruciare le dorature del Bucintoro, tutte le sculture dei Corradini, quindi la parte artistica, raccoglie l'oro, si dice, le ceneri se le fa portare in cassa a Milano e di fin qui dice vabbè, sei un conquistatore all'antica, sei un dominatore, un distruttore, paziente. Ma la cosa bella è che nel 1805 a Trafalgar
Quando Nelson fa una manovra come quella che farà Tegetto a Falissa, una manovra che nessuno si aspettava, quando le flotte